Comdata 204 posti di lavoro, FIP 91, Grigio 63, Exo 56. La somma è triste e impietosa e nasconde dietro un numero impressionante, ben oltre 400 persone e famiglie. Sono i dipendenti delle aziende in crisi nel Padovano che lanciano un disperato SOS. A Selvazzano sono i lavoratori del settore edile di FIP Industriale, un'azienda storica, ha costruito tra le altre le cerniere del Mose. Un anno di difficoltà e stipendi pagati a singhiozzo e adesso lo spettro della dismissione del ramo. Ci sono commesse e lavori che sono aperti, sono ancora in corso e che devono anche iniziare. Cosa può essersi incastrato, inceppato? Questa è una domanda che ci facciamo da circa un anno. Davanti a Confindustria scoppia la rabbia dei dipendenti della Grigio di Campodarsego. La procedura è agli sgoccioli, si attendono 3 stipendi. Tanti addetti sono cinquantenni vicini alla pensione. La paura è grande. Il problema è trovarlo. Non so dove andare a questo punto. E hai sposato, hai famiglia? Sì. Uno si sente anche quasi inutile perché dice fa un paio d'anni vai in pensione, cosa ti prendo a fare? Siamo su quel passaggio che non siamo né buoni da una parte né buoni dall'altra. In pieno centro, sul listone, esplode la rabbia dei dipendenti di Comdata. Azienda specializzata nel call center, intende chiudere la sede di Padova per trasferirsi in altre regioni. Il lavoro c'è, ce n'è anche troppo in alcuni momenti in cui si fa anche fatica ad alzarsi dalla scrivania per poter andare al bagno perché comunque la pressione è tanta e quindi assolutamente non pensavamo una cosa del genere. Molta amarezza anche perché comunque ci siamo impegnati perché sappiamo che non è facile mantenere il cliente, mantenere le commesse, per cui sono anni che diamo il possibile e trovarci a questo punto dà molta amarezza. Siamo talmente soli, abbandonati e disorientati che non lo so cosa faremo. Il 3 luglio si aprirà la trattativa al Mise. Il 4 luglio, sempre a Roma, si discuterà il caso della Exo di Maserà. Nessuna crisi aziendale, la multinazionale intende lasciare il sito produttivo italiano e mantenere qui solo la progettazione. Nessuna retromarcia all'orizzonte, 56 i licenziamenti sul tavolo.